Buonasera a tutti e benchiatas a Gnovis. Un uomo di 80 anni di Cividata l'estate chiappato sotto di una macchina non lontana dalla stazione dei treni da città Ducar, restante ferite in maniere serie. L'uomo ha definito un par di metri di distanza e ha perduto conoscenza. Sul puesto il personale del centro di Gevot con un'ambulanza e i soccorsi che lo hanno portato all'ospedale in condizioni gravis. Compito dei sforzi dall'ordine comune fissare la dinamica dall'incidente. Al chiappo in man un ordine della prima guerra mondiale e che sta sclope ferendo in maniera serie. A San Pieri da Lusinc, un uomo di 34 anni è stato ferito a smans e al bust. Ha ferito l'esplosione di una bombe dal primo conflitto mondiale e la detonazione è succeduta in teatro delle centrali elettriche di via 25 aprile. È stato dunque portato in ospedale a Udin dall'elicottero dopo gli primi scuris dal personale di un'ambulanza. Sul puesto anche gli artificieri e gli sguardi dal FUC. A lei di 10.000 euro sil bottin per una robarie in una ditte di Chiamendi Codroip. I malvivenze di notte tra sabato e domenica sono entrati in tal magazzino di aziende schiampante con fornimenti di gran valore. Il titolare di aziende se ne guarda meir dal FAT e alla FAT ormai denuncia i carabinieri di Codroip. Un giovane di 26 anni italiano è stato arrestato dai Guardie di Finanza di Pordenone per spaccio di hashish e cocaina e detenzione di anabolizzanti. I financieri sono inchietati dopo di un controllo sul territorio 15 grammi di cocaina squinduti in un borsone di palestra dentro dall'auto dal giovane. La perquisizione è la in davanti in abitazione dal giovane di 26 anni, originario dal Trevisan, dove che sono stati schiettati 90 grammi di hashish, 3 boccini di steroidi anabolizzanti e quasi 600 euro in contanti, oltre che un bilancino di precisione e una pistola air compress, tornate a verniciati neri e c'è il stop rosso di sicurezza. A sbande al Piert il controllo colpito una macchina e finito tal parco dal centro commerciale Città Fiera. Alle succedute di mattina con un camion che alle da ora a passare la viabilità esterna al gran centro commerciale e per cause che sono in modi accertati ha invaduto la corsia opposta terminando a soccorse in tal parco. Il camion l'ha colpito in maniere fortunatamente di senza conseguenze su una macchina che ieri da ora transita in quel momento. Per permettere la rimozione dal miec pesante si sono creati scodis di lunghe arterie stradali che erano state bloccate a lungo. Il prefetto di Udin, Marchesiello, ha chiatato questa mattina i vertici locali dell'Associazione Nazionale Alpins insieme a forze di polizia e vigili dal FUC. Sulla tavola l'organizzazione delle prossime date d'ogni dagli Alpins in programma a mai dal 2023. L'avvenimento potrà essere reclamato in città quasi 500.000 persone, con numeri simili ai grandi date d'ogni udinese dal 96. A ospitare l'organizzazione dall'avvenimento e sarà la ex sede delle prefetture rinuta disponibile a ANA dal comune di Udin. A son stas ufficializzati dal Viminali nons dai 12 les parlamentari in Friuli Venezia Giulia. Cindi Chestia son di Fratelli d'Italia con Luca Ciriani e Francesca Tubetti al Senato e Walter Rizzetto, Nicole Matteoni e Emanuele Loperfido ai Chiamere. Quattro son deleghe, l'ex sottosegretario Vania Gava, l'assessore regionale Graziano Pizzimenti e il già deputato Massimiliano Panizzut che assenteranno ai Chiamere e il segretario regionale delega Marco Dreosto diretti invece dal Senato. Deborah Seracchiani e Tatiana Roiz rappresenteranno il PD in maniere rispettive ai Chiamere e al Senato, intanto che l'ultimo posto utile è stato occupato Isabella De Monte di Azione. 3 corregionali elessi in altre regioni, Ettore Rosato di Italia Viva e Stefano Patuanelli sono stati elessi in Campania, intanto che Roberto Menia è passato in Liguria. Si è concluduto con la consegna dagli attestati il primo corso di lingue furlane organizzato da Arlef direcciata ai giornalisti di regione. Il corso, tenuto di Michele Caligaris, ha avviato la partecipazione di una ventina di giornalisti in grazie alla collaborazione con l'ordine dai giornalisti. Presenza e consegna dagli attestati, in più che ai vertici di Arlef e dall'ordine, anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e l'assessore regionale Slenghis minoritari Pierpaolo Roberti e ho sentito il presidente de Arlef Eros Cisilino.
Presidente, vuoi la consegna dagli attestati, dal corso sulla lingua furlana per giornalisti? Un bel risultato, un risultato importante. Assolutamente sì, è un risultato veramente importante che va avvio di un impegno proprio anche dalla regione, perché riguarda la formazione professionale, sia dai giornalisti, ma poi invio di anche da tanti altri settori. E che è una soddisfazione proprio perché vi ho un grande impegno dalla stampa sul Furlan, vuol dire anche che si vota con una certa richiesta di banda della popolazione, ma anche dall'Università di Udine, dalla regione stessa, ma anche di enti privati, che vuol dire che si arriva proprio da piena attuazione al piano di politica linguistica che vi improntate anche in realtà di poco. Insomma, un percorso virtuoso che speriamo che potete là in davanti, che a te di sempre più sostegno, ma insomma, vi in buone basi e speriamo insomma di dare a questi basi l'adeguata copertura. Una bella risposta dai giornalisti, ma anche da bande dal territorio. Sì, il territorio sta domandando informazioni per Furlan. L'informazione per Furlan non è come fa la Partaliana, non è che uno può fare il comunicato stampa per Partaliana e dopo voltarlo, quindi tradurlo per Furlan. Bisogna pensare per Furlan e per fortuna vi sono tanti giornalisti che sono di Marilenga Furlana che sono bravi, veramente professionali della loro attività e si sono messi subito a disposizione. Insomma, abbiamo avuto un numero veramente alto, un corso anche impegnativo, che è durato qualche mese, e quindi insomma vuol dire che hanno creduto anche gli testati che li hanno messi a disposizione. Insomma, si sa una lavoro contenti, no, ma credo che proprio il popolo furlano sarà contento di l'impegno. Questa è stata la prima edizione del corso e dopo? Sì, varie anche altre edizioni, abbiamo veduto che il presidente dell'ordine dei giornalisti de Gano ha dato la sua disponibilità là in davanti, ma una delle robe che vi ho detto ecco, che è stata renduta disponibile è la possibilità proprio per i giornalisti di frequentare i corsi qui, proprio da orari anche lì che normalmente sono impegnati dalle loro testate giornalistiche. Sì che vi ho detto che proprio tale è anche un crodi di banda dai gruppi che sostengono l'editoria Furlana, che sia un'editoria televisiva o che sia anche un'editoria cartacea. Quindi vi ho detto insomma che alle grandi interesse iscugnin da risposta. E per usgnota le dutte, Gnovi Saltone, domani sera sempre a Snuv, Manculvinchie. Buone serate.